una partita che nel secondo tempo è finita 0-0, è successo tutto nel primo, il tuo gol aveva riaperto un attimo l'incontro, poi probabilmente c'è stato, non so, una presa di posizione soprattutto in fase difensiva per quello che riguarda Vagliani, avete fatto parecchia difficoltà a trovare conclusioni. Sì, oggi in realtà abbiamo fatto fatica praticamente in tutto. Siamo partiti proprio con l'atteggiamento sbagliato perché Valdagna è una buona squadra, gioca bene, gioca un gran hockey e in realtà i primi 10 minuti non abbiamo fatto neanche male, poi abbiamo preso il primo gol, siamo crollati mentalmente, probabilmente eravamo anche un po' sulle gambe, numeri stretti. Abbiamo sbagliato in partenza, il gol che abbiamo fatto a fine primo tempo probabilmente poteva darci una scossa, invece poco ha fatto, Ci diciamo. c'è da sottolineare anche che Mauro Fiazza era a metà servizio per una frattura, nel secondo tempo ha fatto vedere di cosa sarebbe capace se non dovesse tirare solo in accompagnata. Sì, non poteva tirare il battuto, era limitato, infatti avevamo proprio cambi stretti, dove era una partita che richiedeva tanta corsa. Comunque la lotta per non retrocedere è veramente una questione di molto complicata perché ci sono tante squadre in pochi punti, il campionato è ancora lungo, si può ancora giocare, dire la propria. In bocca al lupo per il tuo Seregno e buon lavoro. Buona fortuna anche al Valdagna. Grazie Ricky.